God Save the Wine, stasera serata rock, siamo con Edoardo Sceri, il nuovo nome del vino toscano, felicissimo che è venuto da Burda a portarmi i suoi vini. Io sono un grande appassionato di Carmignano, vorrei dire dal 1716, ma se ci fossi stato l'avrei amato anche allora. Questo Rigoccioli è stato un cru di Carmignano che ha subito piaciuto. Cosa c'ha di rock Carmignano? Cioè, come fa un vino a essere così vecchio a essere rock? L'innovazione, ma anche la grande tradizione che, avendo dei tannini, il Rigoccioli molto dolci, diciamo, molto maturi, si abbina benissimo al rock e anche ai piatti che abbiamo mangiato stasera, con tendenze dolci, come le alette di pollo che hanno una salsa tendente dolce, come il vino che ha la tendenza dolce. È molto particolare perché uno si immagina Carmignano un vino spigoloso, duro, importante. In realtà i vini tuoi, Edoardo, sanno essere anche dolci, e questo è un carattere tipico del Carmignano o è una cosa che tu hai voluto dare ai vini? È tipico del Carmignano, abbiamo degli alcoli molto importanti tendenti al dolce e il terreno che lo sprigiona, queste dolcezze molto di carattere, queste acidità uniche che abbiamo solo a Carmignano. Non sono molto bravo davanti alle telecamere, scusate. Questo è quello. Sei comunque un personaggio rock, Edoardo, tranquillo.